Seguiva le sue vittime, ragazzine intorno ai 12 anni, guidando la sua utilitaria di colore rosso in zona Riviera Berica. Ne attirava l'attenzione dall'interno dell'abitacolo e una volta che queste si erano avvicinate mostrava loro le sue parti intime. Un 24enne italiano residente fuori città è stato riconosciuto come autore di almeno 2 episodi di esibizionismo, sempre di pomeriggio, il 20 e il 26 marzo, lungo via Einaudi nella zona degli impianti sportivi di Santa Croce. Un'importante operazione anche perché è stata svolta con grandissima rapidità. Il molestatore stava creando disagio pesante nei quartieri della Riviera Berica, ragazzine che erano state oggetto delle sue molestie, le famiglie erano molto preoccupate, per cui voglio sottolineare e ringraziare per il lavoro la polizia locale e per la prontezza con cui sono riusciti a identificare il responsabile. Per diversi giorni le ragazzine del quartiere sono uscite di casa solo accompagnate dai genitori e l'allerta si è estesa anche all'area in cui era stata rafforzata la vigilanza del progetto Scuole Sicure. Determinante per la soluzione del caso è stata la prontezza di una delle vittime che ha fotografato l'auto e la targa del presunto molestatore. Sicuramente grazie a queste ragazzine siamo riusciti ad ottenere questo risultato e grazie anche al sistema di videosorveglianza cittadino che ci ha concesso di verificare che effettivamente quella persona che è stata identificata poi ha commesso quella tipologia di reato.